fatto che lui può verso il palco. Davide Bellemo, vieni Davide, vieni, dai, su, una bella corsa, via, oh che bravo che sei, vieni Davide, ma guarda, ma chi è questo che viene in mezzo a tutte queste persone importanti? Ecco, allora questo è Davide Bellemo. Senti, ma non fare il timido, perché so che non sei tanto timido, lo so, Vuoi che lo dica io o vuoi dirlo tu? Cosa hai fatto di sempre? 2021, Davide? No, dico io? Ma mi sembra di... Va bene, allora io inizio e tu finisci, va bene? Allora, è andato allo Zecchino in nome di Chioggia, perché sapevano tutti che c'era un pioggiotto lì a Bologna, è andato a si intitolava? Mozart è stato gestito male. Mozart è stato gestito male. Pensate un po' che difficoltà. E ti ricordi chi l'ha scritto? Sì, ma vedi detto forse, allora io... Lei lo sai che l'ha, esiste insieme di indossa fantasia, di una benzina, non so di altro chi era una molla piccola, qualità mentre Barbara del parrucchiere non si vada un po', più tardi dici che lei non è morto, mia madre con lei beve il latte, scusate vanno in cortile a giocare. Solo il gatto mi ascolta. Le voci del ritmo umano dice mia nonna, è la levica che parla in un gasolio, qui nessuno mi ascolta. E allora anch'io voglio dire la mia, la voglio andare a tutti in mezzo alla via. Mozart è stato gestito male, non si doveva sposare. Doveva sposare e in Cina doveva andare. Bravissimo! La figlia doveva andare. Maestra, qui non si capisce più niente ed io ho capito solamente che chi sta zitto, chi non sa parlare sempre, parla continuamente. È per questo che mi ha visto male, ieri per strada con i miei amici in protesta. Mozart è stato gestito male, non si doveva sposare. Mozart è stato gestito male, non si doveva sposare e in Cina doveva andare. Amico mio, tutti sanno tutto, ma che cos'è la vita? Il pensiero nel giochino di questo telefonino. Credo che dovremmo andare a vedere là fuori che cosa succede. Mozart è stato vestito male, non si doveva sposare. Mozart è stato vestito anche male. Mozart è stato gestito male, non si doveva sposare e in Cina doveva andare. Ma sei bravissimo! Guarda, hai fatto il bambino, la bambina e il coro, tutto lui! Cioè, anche il coro hai fatto, bravissimo! E quanti anni hai, Davide? 8. Già fatti? Sì. Io ero rimasta a 7 sul giornale, hai ragione, è passato un anno, bravissimo! Guarda, hai visto quante persone importanti che ci sono qua? Ma sei importante anche tu, sai? Continua, canta, fai e credi in quello che fai, sai? Ok? E fra qualche anno, chissà che ci vediamo qua. Però c'è una cosa per te prima che ci rivediamo. Guarda che cosa abbiamo deciso
per te. Caspita! Grazie. Hai visto che bella coppa? Mamma mia che bella, ma pensa che tu sono un po' cieca, A Davide Vellemo per la partecipazione allo Zecchino d'Oro, 63esimo, il presidente del comitato Clodiense dell'anno, Vabbè, lo stesso, il comitato d'udienza dell'anno. Bravo, bravissimo. Grazie, sai Davide, grazie per la tua, questa la tieni tu, questo lo passi a me. Allora, vediamo prossimamente, va bene? Sempre avanti, bravo. Salutami tutti, anche la mamma e il papà che non ci conosciamo, ma ho visto anch'io per la prima volta oggi, è stata proprio una bella sorpresa. Grazie Davide, guardalo, guardalo. Eccoci.